Un'affollata assemblea si è svolta ieri sera a Realmonte, indetta dal sindaco della città, per discutere con i cittadini sul futuro della Scala dei Turchi e della possibilità di un accordo con il proprietario della Scala dei Turchi, dottor Sciabarrà, e il comune, con una parte di proventi che andrebbero divisi tra le due parti, mentre i diritti d'immagine non andrebbero al comune ma alla parte privata. Ampio è stato il dibattito che si è svolto fino a tarda sera. Non tutti i partecipanti si sono trovati d'accordo con la proposta, in quanto sostengono che la Scala dei Turchi è un bene dell'umanità, pertanto di tutti. Ma noi abbiamo ritenuto, su una bozza di accordo che abbiamo prodotto dopo diversi anni di lavoro, di dover sentire la cittadinanza. Io ho iniziato col sentire prima i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, adesso un'assemblea pubblica in paese, proprio nella piazza del paese, in maniera tale che tutti possano dare un contributo e dire come la pensano. E dato l'argomento di portata generale, io ho detto più volte, lo ripeto anche adesso, noi andremo a sposare l'accordo qualora ci sarà una ampia partecipazione, non cercheremo certo maggioranze risicate in Consiglio Comunale. I termini dell'accordo sono semplici: la proprietà della Scala dei Turchi, qualora l'accordo venisse portato a termine, andrebbe per il 100% al Comune di Realmonte, che potrebbe con un progetto serio gestire un progetto di gestione, pensare a una gestione compiuta di quel bene a vantaggio della tutela e della salvaguardia della Scala dei Turchi. Quindi il bene andrebbe completamente al Comune, eventuale sbigliettamento al Comune, al proprietario invece andrebbe il 70% degli incassi derivanti dal brand Scala dei Turchi, il 30% restante andrebbe al Comune e per un periodo di 70 anni. Questa proposta è stata lanciata in paese, c'è chi la vede di buon grado, chi invece la vede in maniera diversa, e quindi si sta aprendo questo confronto che interessa la cittadinanza e vedremo a che cosa porterà. Non tutti sono d'accordo, c'è chi dice che si vada avanti con l'esproprio perché la Scala dei Turchi è stato sempre un bene del mondo, dell'umanità e di Realmonte. Ma vedi, l'argomento è veramente molto complesso. Io ormai sono vecchio dell'argomento perché da 4 anni che me ne occupo. E allora, problema di espropriazione, c'è un problema nel senso che noi vantiamo il diritto di uso di quel bene, perché quel bene è stato aperto al pubblico da sempre e quindi noi abbiamo rivendicato un diritto d'uso di quel bene, quindi non mi pare il caso di parlare di esproprio. Proseguire con un procedimento in tribunale, che probabilmente è la strada che poi si potrebbe abbracciare, è una strada lunga che non garantisce nessuna tutela di quel bene. Questa cosa devo dire che mi preoccupa moltissimo, perché la Scala dei Turchi, per quanti miracoli abbia tentato di fare il Comune, per quanto ci siamo spesi per cercare di tutelarla, portarla a regime e farla fruire nel migliore dei modi, è chiaro che con le modeste risorse del Comune questo è venuto, dico, in maniera ci viene molto difficile. Avremmo bisogno di altre risorse che non sappiamo da dove attingere. Allora, invece pensare ad un progetto serio, uno sbigliettamento, a degli introiti, andrebbero a migliorare non solo il sito Scala dei Turchi, ma l'intero Comune di Realmonte e il sistema paese. Insomma, mettere un po' a reddito Scala dei Turchi, che attualmente è solo un costo per il Comune, in sicurezza, in rifiuti da ritirare, insomma ci sono dei servizi che dovete garantire. Sì, ovviamente portare a reddito la Scala dei Turchi perché è necessario, i servizi bisogna assicurarli, ma per assicurare i servizi ovviamente ci vogliono delle risorse e noi pensiamo che uno sbigliettamento possa costituire una seria risorsa oltre che la possibilità di posti di lavoro.